c'è bien. Sono anche moi colors de sierade. Ma... Oh, c'è Isa queste? Oh, c'è bien le pigne. Quasi quasi mi porti a chiase. Magari occhiati Aldi fa. Anche questis. Sono vielononis. Oh, ma... Oh, e che stramaccio di pincola a partiere? Ah, ande anche un di peccio. C'è bien il verde che ha. Ma clar che son verds, il pec e il pin. Son sempre verds. Come che mi pensi? O può dare sfa proprio te. Ieri vade la giornata, pasaremo un'eridate, con bravura io t'aldis, la mia tu parenti amis, tutti insieme in vecchia zutte, ascoltaremo une storiute, conti su se mostri, ogni dì si fa così, tutto il miedo gran furlan, non sta piedi di mamma, non sta là lontan lontan, sta fermi alla mamma, tutto il miedo gran furlan, non sta piedi di mamma, non sta là lontan lontan, sta fermi alla mamma e non sta là lontan lontan, sta fermi alla mamma. Vedi? Chi ha le cacce coi chiotata al bosco. O pensi proprio che farai un bel lavoruto. Ma vi ho detto prima qui che non scrivo. Mandi Daria. Domani estate, ieri la prima di avvento. E ogni anno io e mio pari ho fatto il centro tavole dall'avvento con 4 chiandelutis con impin ogni domenica. Lo fai sto anche tu? Alle proprie biel di viodi. Mamma? Lara. Mandi Lara. Tu hai avuto la mia stessa idea. Pensa che o ieri proprio te da ora pensare di farlo con ciò che ho chiatata al bosco. Il centro tavole dall'avvento è una decorazione di Nadal tradizionale che si fa sia in Friuli ma anche in tutta Italia. Mi raccomandi però, fasesi aiutare di un genitore o di un grande? Lo faseso con me? Vi ho detto che ho chiatata al bosco, qualche ramaccio di pin, qualche ramaccio di pec, qualche pigna di dimensioni differenti, ma o può darsi anche giuntare qualche nole con la scusa, baluti stirati su dall'arbol di che spiccioli si ondai di rossis, un plat e 4 chiandelis. Gli chiandelis rappresentano le 4 domeniche dall'avvento che si impin une per ogni domenica. I colori, io si il Gesù altris. Allora, chi ha pin qualche ramacciut con le risclis dal pin e dal pec e metti io dentro come a fa una ghirlande. Così. Come metti le spignis, una le mette qui, une altre qui e une altre qui, perché no? Mettino qualche nole d'oglie? Ben, io ho voglia di dare un tic di colore in più, dunque ho giunti qualche balute di Nadal chiappate dall'arbol. Così. E c'è manca anche mo. Sicuro, l'elemento fondamentale,
lis chiandelis, une per ogni chianton de ghirlande. E il centri taule alle pronte. C'è maravè. O podin falu c'è mut che nus plas di plui. No son regulis. Al vignarà dal sicuro un centri taule bielo non, che nus compagnerà fin a Nadal. E par finì, o podin impià une chiandelute, perciò che la prime domenie dall'avvent è già passate. C'è maghie. Voleso farmi domandis su altri argomenti coves tante curiosità? O voleso fa une dediche? Mandait a mamma, caiut, sportel furlan, pont e u. O mandait un WhatsApp al numero 3 7 1 4 7 2 9 0 2 2. Volea Rai Dut in trasmissione. Se ho conti fin a dis, sigur che tornin i miei amici per imparare di lung da lang con l'inglese e col furlan. Mandi fruz. Ue ho invitato i miei amici Max e Leo per aiutarmi a fare l'arbol di Nadal e per imparare qualche parola per inglese. Hi Daria! Mandi Daria! Mandi amici. Lo sapevo che il Nadal è uno dei momenti dell'anno che mi piace di più. E mi aiutai a fare l'arbol di Nadal? Sì, ma prima un po' di inglese. Leo, come si dice all'arbol di Nadal per inglese? Ben, arbol si dice tree e Nadal si dice Christmas. So, Christmas tree. Correct! Bene, allora, tacchin. E quale è la prima roba che vindi picchiare sull'arbol? Gli sbalutis che si chiamano ornaments. Put the ornaments on the Christmas tree. 3, 2, 1. Fantastico! E c'è al dopo? I flocus che si chiamano bows. Put the bows on the Christmas tree. 3, 2, 1. Wow! E per finire si mette sulla ponte dall'arbol. La stella che si chiama star. Put the star on the Christmas tree. 3, 2, 1. All done. Oh, ce l'hai bien calè il mio arbol di Nadal. E è la parte a Nadal che preferisco. No, a me mi piace di più i regali. I regali si dicono gifts. Put the gifts under the Christmas tree. 3, 2, 1. Ma e qui guardi i regali? Ben, qualche volta io parte San Nicolau. E il Donkey. altri viaggi io parte Sante Lucie. E il Donkey. in altri casi alle barbe Nadal. Con la That's not a donkey. No, it's a reindeer. Dunque, doi mus e un rene?
Allora non scoventaran un evore di carotis, ben frus, come arriva l'ora di augurare buon Nadal. Merry Christmas to all. And to all a good night. Buon Nadal! Fasin un gioco. Chialait queste immagini e vi odin se os aves cemut che si clamin che estio menuts par furlan. Che lì a son i elves, o ben i gargions di Barbe Nadal. E come ho provato a contare in 10 secondi, trosca son i pacuts che a son da ora prepara. Pronts? Via! I pacuts sono 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Quel chi alle anche moviert. Qui sa c'è bien i regali che prepari. Dammi chi la tua manute. Che ti conti une storiute di un mondo plen di magie, di amis e fantasie. Blanche come la neve. E ieri una volta una strie che viveva con Sofia e Elise tune torate in tal mies dal bosco. La fantate e ieri di une bielece mai viodude e perché la strie le teniva impresonate te tor. Cence poartis ni stialins parientrai e sì. Quanche la strie aveva di là a tor, e sbrissava iupe strecis lugnis di Sofia, e quanche tornava d'oglie, e aveva di entrà, e diseva blanche come la neve, rosse come il sangue, bute iuli strecis ben plank. E la giovine e buttava iuli strecis, così la mari e poteva rimpinarsi su. Ogni dì si tornava a ripeti la stesse solfe, finché une buinore al passe par di lì un princip, ch'al viod la sene e anche che fantate tan biele che mai. Tal doman, dopo la devie la vecchie, che el si plate so de tor, e al dis, blanche come la neve, rosse come il sangue, bute iuli strecis ben plank. La fantate e molle iuli strecis, e lui si rimpine su di corse. Tal viodilu la giovine si spauris, ma lui le chiappe tal braccio e a Elise si d'amore a colp di quel biel giovin. Di che di lì il princip al spietave che la Marie partis, par po dopo lassù e sta in compagnia di Elise. A forza di dai però i due si stufin di quel dran dran e a decidin di stiampà par là stata al tistiel dal princip. Che sere, quando la stria arriva a chiase, par tant che clami, nessun al molave iù la strecce. E fas doi plui doi, e capissa a colp ce cal podeva iesi succedut, e si metta a coriur da ur. E saveva che non sarese mai arrivati a chiapaiu, e allora e butte partiera un pietin, e devanda i giovins al comparissu un gran bosco di barazza e di spinis. Il princip al tire fur la spade e con un par di zicche qual chisac i doi arrivino agli sidi che il gredei. Poi la strie e butte partiere une bottiglie di aghe e dal moment denanda i due innamorati al comparissu un lat grandonon. Anche che scolpi i due arrivino a traversalu con tune ciatte fatte cui ramaz le azze insieme.
La stria in allora e tira una maledizione a Sofia. Destina al vueli che il principe ti dismentei, come se non ti avessi mai conosciuto. Dite fat, il principe al tacche a cori. La santa Elise besolet al bosco. E rivela gnot, e par fortune la giovine chiate ripare in tune chiasute di len, dulà che stave une vecchiute che si intendeve di magie. A Elise i conta tutte la sua storie, e che ei dis, non sta avviliti, domani tu partisaras per strade che ti insegnerai io, e tu portaras con te questi tre coccolis, che tu romparas dome in cas di bisogne. Tal doman, la fantate e ringrazie la vecchiute e partis bande il chistiel dal principe. Dopo rivade però e ven a sapere che il suo amor aveva di maridà un'altra giovine. A Elisa allora e domande di poter fa la massarie, e in tal dopo di misdì e romp la prime coccole. Al salte furon vestì di sede lusint, dud ricamati rosutis. La spose dal principe e ven a sapere di che sfat, e pre a Elise di dai alla ie. La fantate allora dis, va ben, usa regali, ma usgnotto ves di permettermi di là dormì col principe. La principessa è accette, ma di sera, poco prima de cene, e mette une durmiole in te minestre dal principe, e che, dopo vele mangiade, si indurmidisse a colpo. A Elise e passa la notte interi a contare i duci che avevan passato insieme, ma li era tutti band. E al succede compagni, la sera dopo, anche con la seconda coccola. A Elise e rischia il dut pardut, e romp anche la tierce. Il vestit che al salte fur, a lei tambiel cagliave voi. La nuvice e vulve anche quel, e lasse che Elise e torni a dormire col principe un'ultima notte. Il principe però, cagliere diventar malfident, che sere al butte la minestre fur pal balcone. Quando che la giovine e entra te chiamare, lui domande, e tu qui sei tu? Allora Elise si conta tutte la loro storie e ripete la naine. Blanche come la neve, rosse come il sangue, bute io li strecis ben plank. E conte che ti conte. Il principe al torna avvisassi di tutto. Oh, perdonimi, o sono stato un musa lassati, ma non arrivi a capince maniere che al poesie si succedut. Tu e dome tu sei la mia spose. Che altre, la principesse, une volte discoviert cemut che a ieri in ladis lis robis, non poteva fa altri che la valise. E così a Elise e il principe, dopo un pasto e un paston, a son stati par sempre beats e contents. Frus, com'ò? Alta che ghiti! Se soprons par divertirsi con stelle, ghiti e i loro amici. O spietin anche su www.ghiti.it in un mondo di giochi, letturis e videos. Preparativi pal Nadal. Arriva d'ogni il Nadal. Ioi, c'è biel. Ioi, c'è avviliment. Perché c'è avviliment? Perché che i miei amici sono in letargo e io so besole. Che stanno a fasare in fiesta insieme. Allora, io ho pronto il cenone.
Nadal. Quant'è il Nadal? Su poc, al manche poc. Allora, al manche poc, anche perché arrivi la mignotte preferita, che è più lunga da là. E perché è la tua preferita? Perché arrivi a vedere le stelle per più tempo. Che maraviglia! C'è magia, uè, vigli. Sai tu c'è qua hai fatto? Prima ho soilade dal bosco e poi dopo hai fatto un biel centri taule dalla vent. Sì, con c'è che hai chiatato al bosco e con c'è che avevi a chiesa. Sai tu c'è che può dare sin fa? O può dare sin fa l'arbol di Nadal di fur? C'è visto? Beh, ascolta, io voglio a farlo. E se non tu venis, pies per te. Mamma frus. Oh, c'è maravè! Al neve! Chiale vigli! Chiale c'è bien flox grandi! Ma mica al falistie? No. Al neve, parda bon. Ma se fred per te? Oh no, sicuro no per me. Ma sai tu che i Inuits hanno ben 21 peraulis per di neve? Forse perché le masse magiche pare essere rappresentate dome di une peraule. Come ho messo il giubbotto e voi di fura gli ultime la neve. C'è freddo, cade di fur, vigli. Mior bevi una tazza di tè caldo e lei una mail. Ti dico qui che non scrivo. Mandi d'aria o soi Cinzia di Scluse. Me Agni e Linda mi aveva contato che une volte si doprava in tanti speraulis pardì che al neveave, ma io non me si impensi più, mi iudis tu a ricordalis. Grazionis. Mandi Cinzia. Bempo, to Agni e Linda e aveva proprio te ragione, perché non ne è sempre compagni. Tu hai ragione, vigli. Chiale c'è gris, pence, clar, calè il cielo. Dal sicuro il team come al butterà in nevere. Non sapevo c'è caluldi nevere? Aluldi che sta per nevea tanto non. Chiale troppe neve che ven giù, vigli. Come al nevicchie o puoi tornare fuori a gioia. Non sapevo c'è caluldi nevicchie, aluldi che vengono poche neve. Ma può darsi anche di che al falistie, che al brosate o che al neveuce, al dipende di dove sei in Friuli. Si incaccia bien il rumore che fa la neve, quando i chiamini parzore. E crica in una maniera particolare.
forse come è masse foffe, dal sicuro non scoventa in un par di ghiaspis. Come è penge e fisse, e come fa un suono differente. Sentite? Troppo che mi piace, che su. Fasin un biel agnolut, stan che la neve è così biele e foffe. Oh, c'è biel. Stavi parcolà. O sei finite su di un neval, mi par. Non sapevo c'è che è un neval. Un neval è un puesto lì che la neve si ingruma e non si disfe. Noie, o hai provato? O avevi voglia di fare un pipinò di neve, ma mi pare che subito al pluv. Di fatto, come e ben io neve bagnate, forse tale mio torna dentro. O speri proprio che in curta al tornedi a nevea. Quando al nevea le dut così cidin, così quiet. E i paesaggi sono sblanchiati che io ne maravè. Le dut più immagini, vedi. C'è disto, in curto può dare in proprio là, su in monte. Volevo farmi domande su altri argomenti che avessi tante curiosità. O volevo fare una dediche. Mandai a mamma caiut sportel furlan pont e u. O mandai un WhatsApp al numero 3 7 1 4 7 2 9 0 2 2. O le arai tutto in trasmissione. Fazimo un gioco. Vi odin se arrivai a chiattare i pipinos di neve che us domandarai. Se so pronti, us doi 5 secondi. Indulai al il pipinot di neve che al chiante. Pronti? Via! Ale tal chianton, sot, a ciampe. E indulai all'invezzi il pipinot che us mande une bussade. Bravs! Ale tal chianton ad alt, a mandrete. E il pipinot con la sciarpe lunghe, lo viodeso? Bravo nons, proprio tal miez. E vi odin come se occhiatais quel che al cimie. Bugulos, ale quel a ciampe, parzore di quel calchiante. Cambin immagini e provin a chiattare il frutto cal fas il pipinot di neve. Oves sempre 5 secondi. Se so pronti, via! Il fruttin cal fas il pipinot di neve, ale quel ad alt a manciampe. E la fruttina che sglicia?
non ve sbagliate une, sempre sore, ma a mandrete. Me cugine e je bette, a aie nessun je pette, je e ul cognossi dut, e cirgnovis da pardut. Per ascoltare io sono pronte, cosa uece che non sconte. Mandi al duccio soi bette, mi nessun me pette. Mandi amis. C'è diseso? Ne veia lì di Waltris? Magari che ne vea anche chi di me. Sapeso c'è copo di fa? Se la nef non ha voglia di vigni chi di me, le fasio. Viodin c'è che non scovente per fa un floc di nef di chiarte. Poi proprio il materiale cada ora. Suez di chiarte con la forme quadrate e non rettangolare e un par di fuarfis con la ponte taronde. Scomencin. Pleaitelo in maniera diagonale, in modo di un triangolo. A che spon pleaitelo un'altra volta a metà. E con gli sfuarpi so potes divertirsi a tagliare forme geometriche su ogni lato, come che us plaza o altris. Ovvio dares che avvigneran duc con fantasie differenti. Provin a fare qualchidun insieme. Mi piace tanto fare questo lavoro, perché ogni volta saltin fuori forme differenti. Vi ho detto. Oh, c'è bello! Come la neve le hai anche io. Dammi chi la tua manute, che ti conti una storiute di un mondo pieno di magie, di amici e fantasie. Ros di Zaira Pittini, pubblicato da Amministrazione Comunale di Glemone. Che sera, biel che la mamma e le jeve la sua flabe preferite, e pensa che il color ros alvares vu di plasè anche all'ov e che se scufute rosse si fosse fermate a fevelà un po' di più con lui, dal sicuro sarebbe state tutte un'altra storia. Poi dopo e pensa che il color ros allasse sempre senso, e pensa a paste col pomodoro e al milucci ingranate. A lei è impossibile mangiare lucence maglà di ros la tavae. A lei cui che il ros al porta sempre con sé, tanché il dial e la sua cresta stravagante. O il fulminante che lo ha sempre sul chiave. A scuole ha imparato che Marta le chiamata anche il pianeta rosso. Orpo, il rosso le pardamon un colore di che l'altri monte. E pensa, il rosso è un colore prezioso. L'udis di spes la agne biel che si rimire dal spieli. Il rosso al fas ben. L'udis la nonne intanto che chiappe su i fasui rosso. Il rosso al può essi un colore divertente quando si lo mette sul naso. Il rosso al può essi un colore di invincibile se si lo mette su per spalle. La mariotina e dice che il suo rosso al porta fortuna. Il fred lo dopre d'invier par in rossano si smursiei.
il ros al plas al ciel e anche al mare. Il ros all'uldì chialt, ma sia freddo anche di ros ande masse so dal braccio. Il color ros è estros e potente, arriva anche a fermare le macchinis, o al contrario a fare gli scori par da bon tant. Dal sicuro è ros il boboros cal viv de cantine. Tradutis gli spenis dal mondo, che rosse cal dopre il mestri e gli cence altri la plui triste. Ale al di rosta il simbol cal mostra il troi plui sicuro di fatta al bosco. Il rosa le dentri de forme dolce che si scambin tra di loro i innamorati a San Valentino. Cence canelaz ros, la chiesa de none non sares plui che. Di rose gli decorade la corona plui nobile che dagli giudizi. Par giù anutil chianut, il color ros è la ghionde e il divertimento. Rosa è il sang, il color che dopre la vita par flui dentro di noi. Rossi son gli sboris indurantis c'allasse da ur di sé il fuoco indomabile e inmaganti in tal fogolar. Tra i cuni nuz che il calaivo glus ros è proprio ridicolo. Rossi son gli sfurmis che le mior nosti c'ha. Rossis son gli spomulutis cal mangi il mierli d'invier. Lis unichis cal rive a chiatà. Insigni il tambur vestit di ros al somès un anche mo plui a fuart. Salacor, il flor che si regali sia Nadal, alle ros propit parvisanus cetan calor, calda e anime e al cur. Il da sidoglie cun chei che urvolin ben. Frus, com'ò? Alta che ghiti! Se soprons par divertissi con stelle, ghiti e i loro amici. Uspietin anche su www.ghiti.it in un mondo di giochi, letturis e videos. Flocs di neve. Floc, 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 floc. Kitty, c'è sesto da ora fa? Ascolti il rumor fof dei flocs di neve. Ma i flocs di neve non fanno rumor. Par furlan, sì, since biel. Floc, floc, floc. Floc, floc, floc. Burasquis di neve. Mi plas la neve. Anche a me, ma non mi plasin gli burasquis di neve. Perché che dopo alle fatturos svolà? Che mi plas, ma le stufadic tira via la glace de salis. C'è fred caleu sgnot. Ma come che si dice, ne fin mont, fred a plan. Orpo sale fredue. Com'ò di fur, la neve siedute su iade. Io sono un tic, ma dome un tic a vilide. Per trop cale biel, gioia con la neve e viodile vigni giù dal cielo. Mi plasares che fosse perdut l'invier.
Ma sono contenta di stesso. Sì, perché è sempre bello sentire il suono dal cidinor, che è attorno di noi, e de neve quando vengo io. Bene, saranno altre occasioni svegli dal sicuro, come alle mie salutare i nostri amici di chiesa. Mamma! Vedi? Ti chiati sempre che tu polsis? Non fai tu un tic di movimento o dome di qua in là fin lì decide dal mangiare? Chiale che tu sei masse poltron e non va per noi bene. Fai così. Stan che è una bella giornata, o può darsi in fa io e te un bel giro di qualche banda, così o può inchiappare un tic di sorelle che non si fa stan bene e anche o può fare un po' di esercizi. No, chiale che queste volte ti chiappi, venga, Vighi. No, venga dal momento. Non sei arrivata un'email, io dico qui che non scrivo. Uai non Daniele, e mi piacerebbe tanto conoscere te e il tuo gaton simpaticon. C'è disaresti tu se si chiatassi sulla Mon Sante di Lussari, lì che io passerai che sfin di settimane con la me famè? C'è bella idea che tu svude, Daniele. Tu has di sapere che per me la Mon Sante di Lussari è un puesto per da bon magico e sarà dal sicuro un puesto speciale dove la conosciti. Come vuoi a prepararmi? Arrivi subito. Vigli, prepariti a tu sentito. Daniele non spiete insomma alla Mon Sante di Lussari. C'è beso come? Ma c'è Isal che non va? No, guardi gli scarpi si ossi sparlà sulla Mon Sante di Lussari. Va bene, io dai altri allora. Quali scarpe Silgio? Kestis? O Kestis? O... Ah, hai capito. Proprio Kestis? Beh no, grazie. E come Daniele, arrivi. Ci ha fatto risfroso. C'è stra che cos'hoi. Figli, spessès, flacchion. Come si vede via la ponte? Si rivas frus. Di qua si può sghioldi di un panorama straordinario. Figli? Tu l'hai Isal, figli? Figli? Non puoi scroti? Figli!
Gli? Se sto venuto su con la cabina via? Tu mi avevi sempre promettuto che tu avresti fatto un tic di sport. Mandy! Hallo! Ciao! Silvio! Veso sentut, frus. Sono state salutate in ben 4 lingue. Sì, perché qui si chiamano ad un ben 4 culture, che tedesche, che italiane, che slovene e che furlane. Che si ha più di 1500 metri di altezza. Questo è il santuario de Mont Sante di Lussari, che acclama ad un tanti e tanti fedei. La liende è conte che un pastore, dopo aver perduto gli sospioris, li schiattò sulla monte in Genogladis a tor di un'ecise di mughe. Tal miez decise e era una madonute col fruttin. Sul luogo, tal 1360, gli è stata dedicata un'egleseutte, dove che cumò tanti arrivi in pellegrinaggio. La Mont Sante di Lussari è anche una stazione importante per schiare, sia per i principianti che per gli esperti. Oh, ma qui è quel che mi saluta laggiù. Ah, ma è proprio Daniele! Mandi frus, io un saluti perché voglio schiare con lui. Volevo farmi domande su altri argomenti che avete tante curiosità? O volevo fare una dediche? Mandai a mamma Caiut Sportel Furlan Pont e U. O mandai un WhatsApp al numero 3 7 1 4 7 2 9 0 2 2. O le avrai tutto in trasmissione. Facciamo un gioco. Provate a indovinare con i vostri genitori quale che è la fotografia de Mont Sante di Lussari tra questi quattro. Oveste di fare un evore di attenzione per via che le fotografie sono de Nam Daur. Bravo nons! La foto giusta è la seconda a Manciampe. Provate a indovinare come. Quali potrebbero essere gli impresti che un visitatore ha di portarsi da sulla Mont Sante di Lussari? Allora, disegno insieme i skis, i scarpons di Mont e l'aspirador. Sì, Fruz, lo scherzavi. L'aspirador lo lasci a chiesa. E come oggi in quelle lenghis, provate a dire a voce alte il saluto partodesco che mi ha fatto il frutto austriaco. Tornate a dire. Bravs, avessi indovinato. Il frut mi ha salutato partodesco dicendo Hallo! Se ho conti fin a 10, sicuro che torni i miei amici per imparare di lungo da lan con l'inglese e col furlan. Mandi fruz, ue o soi in Mont con i miei amici Max e Leo per divertirsi tenere.
Mandi Leo. Ciao Daria. Mandi Max. Hello Daria. Ma non hai tu freddo? Ma tu la sono i tuoi vestiti spalintier? Ma... Beh, alle sorelle. O pensavi che al foschi alto? Vestiti si svels, Leo, non si udi stu par placer. I'm ready. Prima di tutto uno scovente. A coat. Great, così alle miglior. Ski pants. A hat. Gloves. A scarf. E allora? Non è al mio come? No, non riesci a sbassare i braccia. Sì, anche io. C'è? Ma miss! Oh, va bene. Sino pronti per un po' di divertimento invernale. Ci avete portato per gioiatene. I have skis. I have ice skates. I have snowshoes. And I have a sled. Ma spiete, ho vinto smenteate le robe più importanti per Neve. C'è? E c'è varesi so dismenteato, come? Hot chocolate! Dammi chi? La tua manute. Che ti conti une storiute di un mondo pieno di magie, di amici e fantasie. Poetis e pittori senza pretesis. Raccolte di poesie dai frus des classis quintis de scuole primarie di Vile, anno scolastico 2018-2019. Il Nadal, poesie di Elisa Baldi. C'è tan biel che il Nadal, infamè tutti insieme l'arbula decorà e con amor il presepi a preparà. Fur dal barcon si viot la neve fresche, i sgrisui ai granchi e fa svigni, e i frus e fa stan divertì. Talagnò dalla vilie, i frus a dormino uelin là, se un biscotto e un god di lat non han potuto lassà. Ma per cui? Per un om barbon che in busanzi tal chiamin alla sarà un regalo. Il sonò, a lei, Barbe Nadal. Poesie di Eleonora Boria. Ale Nadal. La nascita di Gesù bambin si ricorda e tutti insieme in famè si mangia. I fruttins no viodin la ore di viergi regai biela buinore. Sperin che vegni la neve, o la rindi fur, anche se alle fredde. Poesie di Davide Bazzo. A Nadal o s'inducchi insieme, mame e papà son contenti, li sereni sa svolin tal cil, Barbe Nadal s'inchiastre tal chiamin. Un arbul allegri nus fas compagnie, con tantis lus e balis coloradis. Duc contenso viergini regai, volucias in chiartis rossis, verdis e doradis. I agnui assunin lis dolcis melodiis dal Nadal. Il bo e il musut aschialdin Gesù, sore la capane e brille la stelle comete. La solus nus clame. Frus, com'ò? Alta che ghiti! Se soprons par divertisi con stelle, ghiti e i loro amici. O spietin anche su www.ghiti.it. In un mondo di giochi,
letturis e videos. Anin a schià. Per te, qual è il paese più bello per la schià? Oh, per me sono tutti miei. Va bene, ma un che ti piace non è? Grau, o Maran, o Trieste. Ma c'è dis tu, la schià Maran? Ioi, scusa, avevi capito bestia? La Mont Sblanchiade. Mi piacerebbe tanto là in Mont con che stim. Osso giuste tornate di lì, alle tut cuvierti di neve. Qui sa c'è biel. Sì, il Colians, il Chiars, il Volae, la planure, gli svals, i paesi blancs di neve. Starina viodi a Madonna di Avost, c'è che tu disis? C'è Ayarnet, c'è panorami straordinari, c'è atmosfere magiche qua chiatate lassù sulla Monsante di Lussari. Fruzzus con sei par da bon di fa un gir fin lassù, al par di essi in un altri monte. No, mo vigli. Vigli. Ah, ben, sì. Tu sei arrivato fin lassù con la cabinovie, senza neanche muovi un muscolo e tu ti indormidissi. Se vorresti io di fare, che invece sono arrivata fin lassù. Oh, pidurina. C'è stacca. Scusai. Mamma. Daria, spessè, o vindi là, a provis di danze, sei tu pronte? Mandi, Daniele! Oh, sei pronte? Arrivi dal momento. Marisante Fruz. O sei tarde? O hai di là a fa provis di danze tradizionali e o hai di mettere in tor il costume di une volte. Ma forse mi manchi altro. La chiamese le hai mettute, la cotule sotto anche, il vestito, il grumal, il sial anche, il fazzoletto al chiave, gli schialci sblanchis. Non hai mettuto i scarpes. Ma tu la sono i scarpes? Oh, ma tu la io mettus? Ma hai veso chiol su altri sfrus? Dai, su po'. O sei tarde. Oh, via dell'ore. Come si ve, che sei pronte. Dai, vigli.
Ven a ballare con noi. Daniele, non si è arrivata un'email. Vi dico qui che non scrive. Mandi Daria, o hai non Nicolas e occhiali sempre, mamma. O hai saputo che tu fai parte di un gruppo folcloristico. Mi conti tu alc sulle nostre danze popolari furlanis? Una volta mi piacerebbe ballare con te. Mandi, Nicolas. Tu hai di sapere che le danze furlanis, che è di una volta, raccontano di amore e diciamo che l'uomo al faceva l'accordo alle femmine. Di lungo dall'estate, par solito di domenica, si ballava tal viert, in te scorz o in tai cortili. D'invier invece gli sfamei si ballava in te stalis. Si ballava te fiestis come gli gnocchis o quando si impiava il pignarul. Io e Daniele ho sin da ora ballà la Furlane, un bal c'è tan conosciuto in Friul che tutti le ballavano, siors e puars. Si pensa che sia nascuta dal 1574. Altri danze furlani sono la staiare, la sticche, la ziguzaine e i siet pas, che insegnava ai frus a contare fino a siet e che è anche conosciuta in Austria e in Slovenia. La parola ziguzaine viene dalle lingue tedesche e ulghi violin dai singers. Sì, che io balli, le un pieschio di chialli, Si le dopre parfevelade sviolinade che ven suonate alle persone amate quando si impiavano i fuchs celtics. E chiaro pieri, c'è mia stupidità, la nell'testa che te un po' sempre parla. La staiere invece è originaria de Stirie, una regione di Austria. Pensai che anche Beethoven le aveva doprate in tune de sos operis. Volevo farmi domande su altri argomenti che avete tante curiosità? O volevo fare una dedica? Mandai a mamma caiut sportel furlan pont EU o mandai un WhatsApp al numero 371 472 9022. Le arai tutto in trasmissione. Facendo un gioco, vi dico se si visais bene. Dulassi balavia l'une volte lis domenis di stat. A. In tai teatris. B. In tai curtii e in te scors dai pais. C. In tai brears. Di lung dall'istat, in tes domenis par solit si balave in tai curtii e in te scors dai pais. Dula si balavi al di lung dall'invier. A. Tai marchias. B. Tai cines. C. Intestalis.
Di lung dall'invier si balave in testalis, là che gli sfamei s'acchiantavi e appassavi il tempo con ligrie. D'indulà ise originarie, la staiare. A. De Austrie. B. De Slovenie. C. De Germanie. La staiare è originaria de Austria di una regione chiamata Stirie. Se avessi indovinato tutto, o se sta spardabon un'evore attens. Se di no, non l'importa, tornai a via di la puntata su YouTube, dutis gli svoltis che ho voles. Dammi chi la tua manute, che ti conti una storiute di un mondo plen di magie, di amis e fantasie. Cesarutte e Filumene. A ieri une volte, des bandis dall'à di chiavac, int'un grob di ramaz e di fueis, dos ruiutis. La prime aveva nom Cesarutte, e era verde con tanti puntinuts color narange e strichis neris da pit in som. Che atre, par quintri, che si chiamava Filumene, aveva il cuor maronit con taculis neris, une chi e une là, e quando si poiava sunt un stec, non si sapeva ben qual cagliere il stec e quale la ruie. Une guinore si chiatarin par fa di gulizion sunt un morar, e Cesarutte, che era un grom brau rose, i disea ai soa mie. Ben, Filumene, has tu vioduce biele piel che o hai? Mi par che l'usi ogni di plui. Sì, mi par proprio anche a me. I rispondè che atre con la bocchie plene. Ma Filumene, ses tu sempre da ur a roseuccia, dise Cesarutte. Non pensi a metti alte panze in vezit, che non manchi tan par fa la galette, i ribatté Filumene. E di fat, propit che sere, lis dos ruiutis si faserin su in te galette, a sierarin i vogluz e a polsarin immobili par cirche 30 dis. Passato un mes, lis galetti si viergerin e che aierin talimprin dos ruiutis, aierin deventadis dos paveis. Oi, cessium, trapaio dormit, dise Cesarutte. Che alle chi c'è spettacolo di alis, c'è colors, sì, o sei propite biele, ma c'è disio, bielissime. Sunt un ramac li donghie, anche Filumene, e ieri saltate fur de galette, ma quan che si chialà e restà mala paiade. Li salis, a ieri incetan grandis, maronitis con qualche balin neri, e soredutte e aveva il pel pardut il quarp, sì che dunque Filumene non era une pavè, ma une falene. Quam che le viodè, Cesarutte restà di clap, ma vind voi domme per sé, noi badamasse e decidè di là fa biele mostre de so bielece, di che atre bande dall'at. Filumene e profittà per ciri aldi piluccata ai contors e si poià su pescusse di un arbol. Di bot e sentì tutto un taramozzo di sé e une pavè di gnot compagne identiche di ie si jeva su. Dippo, chiale ben la che tu ti pois la prossime volte, che ho ieri da ora mimetizzami. Mimetice? Mimetizzami! Li salis, i somenga escusse dall'arbol, e quanche mi poi parsore, nessuno il poi sviodimi, un poco come giuiadis quindi si vecà. Ben, bule, proprio ne biele chiatade, ma
si va a scuola per imparare a mimetizzarsi? Gli domanda Filumene. Ma no, mo, e risponde che altre, che alle ben listo Salis, tu puoi farlo anche tu. Filumene resta maravigliata di che speraulis e prea la sognove a mie di insegnai qualche altri trucco. Di che altre bande dall'at, intant, Cesarute ci rive di mettisi in mostre con duchi cheiche e chiatave, facendo rometti spalaiar e displeandli salis con grazie. Nessun però le calcolava più di tanto. E stava quasi per tornare in daur, quando che sentì une vosute che veniva dal prat. Ma c'è bei colors che tu has. Quisal, fevelis tu con me? Sigur, o soi culì fra miec de ierbe. Chialant ben, Cesarute olmà un ragnut che almenava i braz. Cui saressis tu? E domandà. Io soi Rain Scaramacai, par da bon non hai mai veduto ne pavè plui biele di te, perché non mi mostri tu di donghi i tiei colors? Cesarute non sal fase ripeti e svolà viers di lui. A mie gestrade però e resta imberdeade in tune tele di Rain. Oh, Rain, in la sesto se restade ingredeade iudimi, luprea Cesarute. Ma Rain Scaramacai che agliere une vore svelt, agliere biel già montat sulla tele par manghiale. In quel al di grant al svolà parzore di lor, fasintiu vongola di ca e di là. A vioderin un gran balin nerit al miec dal pel maron. Oh, un cius, come sì che noi poi sortide. E vaiuccia Cesarute. Il Rain allora le mocai al sparì fra miec de ierbe. E quel someave tal'impring un cius non gli era altri che Filumene. Ma c'è mut, e il cius? Non è nessun cius, Cesarute. A son lisme salis che assomen un cius. Ben, proprio un bier truc, vio distumò. E rispinde Filumene. Anche iesi une falene all'ai si vantaz. Lis dos amis si chialarin e apetarin une grande ridade e dopo che Cesarute si diliberà de tele di Rain si inviarin par torna a chiase svolam tutti sintune. Comò, alta che ghiti! Se soprons par divertisi con stelle, ghiti e i loro amici. Uspietin anche su www.ghiti.it in un monte di giocs, letturis e videos. Balin. Den Ors, che ti insegna a balà. Ma sono tutti imberdeati. Se o balin insieme, tu vi darasca le facili. E se ti monti sui pis? La ultime volte con Ruie non gliel'ade ma se ben. Ben, io malvisi ben. Sulis mans. E comò tira sulis mans. Hop, hop, hop. E comò batti piz. Hop, hop, hop. Ma ce fasis tu con quel celet plen di mil?
quando bali o entri in un mondo magico, lì che la mia anima, il mio cuore, il mio corpo si ingredenti tra di loro e ho svolito anche un pavè. Cantare e ballare sono la mia passione. Sì, anche suonare, sicuro. La musica e la danza nos fanno muovere e nos fanno stare contenti e nos riempiono di energie positive. C'è bello. Dai, figli, vieni a ballare con me, come. Ma tu la vas, tu? Pelandro! Ven che ti chiappi! Ah, mamma, fruits! Figli! Ieri va della giornata, pasaremo le ridate, con bravura io t'aldis, la mia tu parenti amici, tutti insieme in vecchia zutte, ascoltaremo une storiute, conti su se mostri, ogni dì si fa